Il viaggio itinerante del videogiornale, tappa Fontanelle, frazione a nord di Agrigento, sopralluogo insieme al consigliere Simone Gramaglia. Davide Saia. Torniamo a Fontanelle per verificare cosa sia cambiato dopo l'estate. L'immagine del quartiere sembra una cartolina congelata nel tempo, dove il degrado continua a essere, come per le altre frazioni della città, carattere distintivo e perenne. Adiacente al Viale Sicilia possiamo trovare ciò che era stata concepita come spazio ricreativo e ludico. Adesso tutto è abbandonato, con qualche vecchio giochino che spunta tra le erbacce per ricordare un passato sicuramente migliore. Della via Serra Ferlicchio ne abbiamo parlato già diverse volte, ma evidentemente non abbastanza a giudicare dalle condizioni in cui versa la disastrata arteria, che dopo le recenti piogge risulta pressoché impraticabile. Ciò che invece fa da contorno alle strade secondarie sono discariche abusive e totale assenza di manutenzione. E di Fontanelle e della sua condizione ci parla il consigliere comunale Simone Gramaglia. Il quartiere di Fontanelle è un quartiere che vive già da anni questa situazione di degrado e ne è testimonianza le strutture che abbiamo appena visto, le strade, le condizioni in cui versano le strade e tanto altro che non viene fatto. Un quartiere che negli ultimi anni ha visto un aumento demografico enorme con la costruzione di nuovi edifici adibiti ad abitazione, con l'insediamento di nuovi uffici, l'apertura di nuovi centri, quindi di nuove attività commerciali, e tutto questo in contrapposizione a quello che è uno stato di abbandono e di incompletezza delle strutture e di quelle che sono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Parliamo del verde pubblico attrezzato, parliamo del rifacimento delle strade, della metanizzazione, della rete idrica, rete fognaria e di tutto quello che serve per poter dare un minimo di servizio ai cittadini. Ma la situazione quasi emblematica la si può riscontrare in via Alessio Di Giovanni, dove alcuni tratti del muro di sostegno sono a rischio di ribaltamento e dove è presente un edificio di pertinenza comunale che versa in queste condizioni. Questi locali che non si sa a cosa saranno adibiti, dove sono stati spesi, come abbiamo visto, dei soldi, ma sono stati spesi in maniera inutile, perché sono stati dati in mano ai vandali e non sfruttati ad associazioni o anche al comune stesso, che potrebbe utilizzarli come uffici dove mettere il proprio personale e dare un servizio ai cittadini in una frazione che è distaccata dal centro città e comunque potrebbe avere anche la necessità di avere dei distaccamenti anche da parte di uffici centrali. Una cosa che sembra emergere è la bandiera bianca da parte del sindaco. L'amministrazione dovrebbe prendere atto di quella che è la situazione, poter dare delle risposte per poter dare dignità ad un territorio e ai cittadini che vengono ricordati solo in periodo di campagna elettorale.